Il cartello sociale della provincia di Agrigento accoglie con favore la notizia del ripristino della governance di Equa, auspicando che dopo una lunga introduttiva fase di stallo il Consorzio Universitario Agrigentino possa finalmente recuperare slancio e tornare a garantire le certezze e le prospettive solide per il futuro degli studenti. Il cartello sociale di Agrigento ritiene al contempo che le proprie reiterate sollecitazioni, volte a superare l'impasse in cui il Consorzio si era progressivamente impantanato, possono avere contribuito a dare una mano per sbloccare una situazione che, oltre a essere dannosa sotto vari profili, stava assumendo contorni sempre più imbarazzanti. Alla luce di questo avvio, il cartello sociale agrigentino auspica che il Consiglio di amministrazione di Equa sappia recuperare il tempo perduto, operando con responsabilità e tempestività per la messa in sicurezza del Consorzio, sia da un punto di vista finanziario che sotto il profilo della continuità e della qualità dei servizi indispensabili alla didattica. In conclusione, il cartello sociale ritiene doveroso stigmatizzare uno stile politico che poco rispetta la dignità delle persone, trattate come semplici pedine da spostare a piacimento in funzione di interessi di parte, anziché come risorse e interlocutori da valorizzare. Comportamenti, conclude il cartello sociale, che non depongono bene se applicati a un'istituzione che ha compiti formativi ma anche educativi. Ricordiamo che la Giunta regionale aveva disposto la revoca della nomina di Nenè Mangiacavallo quale nuovo presidente dell'Equa. La decisione è avvenuta dopo il passo indietro di Giovanni Perino, che ha ritirato le dimissioni del settembre dell'anno scorso, tornando così alla guida della presidenza. Dopo le tante tensioni politiche in seguito alla nomina di Mangiacavallo, tutto pertanto torna come prima. Perino sarà il presidente e la fresca nomina di Raffaele Sanzo, vicepresidente in quota Forza Italia.